E incomincia qui, zona Marche, la 198esima escursione in solitaria oggi. Ho anticipato di un giorno, sarei voluto venire domani ma il meteo non è positivo, e andiamo a vedere le porte del Rio Vitoschio. Anellino, 10 km, dovrebbe essere easy, prima volta in zona. E qui inizia la salita, però di vegetazione ce n'è, discreta vegetazione. Già. Quasi subito la strada asfaltata per riprendere lo sterrato, veramente 100-150 metri su asfalto e basta. E adesso si sale ancora dove eravamo prima, sopra quella frana. Arrivato al monte Cardamagna, che in realtà non era neanche stato programmato, però strada facendo mica vorrei non fare quest'altra bella salitina. Eccolo qua. Allora, ho iniziato a tirare un po' di vento, un po' fastidioso, mi sono un po' rivestito. Qua del Cardamagna, pranzo più che meritato. Veloce, easy, qui siamo perché io sono con il mio compagno di avventure conosciuto durante il percorso Giulio, siamo qui al riparo del vento e ne approfittiamo. Buon appetito! Mangiare, abbiamo mangiato, siamo ancora qui sulla cima, Monte Cardamagna, e andiamo finalmente a scendere, salite teoricamente finite. Gran bella discesina, però l'erba è asciutta, perciò abbiamo un bel grip. Arrivati al sentiero, intercettiamo il sentiero che ci porta alla macchina. Come noi siamo scesi da Monte Cardamagna direttamente qua, dritti per dritti, zigzagando in realtà, ma c'è veramente molta pendenza, perciò in realtà non è neanche segnato la discesa, di conseguenza per chi non ha il passo fermo non lo consiglio il tratto che abbiamo fatto noi, ma consiglio di tornare indietro fino al bivio e poi prendere questo sentiero qua. Il terreno è asciutto, perciò non c'era rischio di scivolare, però se fosse stato bagnato sarebbe stata tosta. In realtà qui, essendo anche fuori dalla traccia originale, mi avvalgo anche dell'aiuto di Komoot. Caro Sara, e qui ri-intercetto il percorso che avevo disegnato in origine, perché poi ho fatto una deviazione per andare a vedere Monte Cardamagna, per non farci mancare nulla.
E qui gran bei cavalli al pascolo. 198esima escursione finita, mancano 100 metri dal parcheggio, mi dice Garmin, infatti vedo la strada. E via, gran bel giretto d'anello qui a Piobico finito. Sono partito dalle Forti del Rio Vitoschio, ho toccato Colluccio, ma poi sul suggerimento proposta del mio compagno di camminata Giulio siamo andati, che non era assolutamente programmato, a Monte Cardamagna. Perciò abbiamo fatto 2 salite, infatti c'è un dislivello secondo me di 800 metri, ma poi dopo scrivo tutto, passi fatti, piani in salita, ecc. Gran bel girettino, un po' che non torniamo nelle Marche, dovremmo venirci un po' più spesso, ma vedremo di convincere la Sony a tornare. Se ti è piaciuto il video, ci hai sopportato e ci vuoi anche supportare, iscriviti al canale, dai.